Decreto dignità, scontro durissimo, industriali, Lega dopo l'attacco degli imprenditori al Carroccio per 2 barconi in meno, svendete le aziende, replica il segretario D'Arè, pensate solo ai soldi. Ore di apprensione per il bimbo rimasto ferito nello schianto in tangenziale a Mestre, ieri sera coinvolte nel grave incidente 3 auto ed un camion. Bimbo di 11 mesi morto a Verona per sospetto scuotimento, i genitori sono accusati di omicidio, sospesi intanto i funerali, ieri l'autopsia sul corpicino. Aveva appena prelevato 150 euro con il bancomat, 17enne di Bassano rapinato da 3 individui che l'hanno minacciato con una pistola elettrica. Inizio d'anno scolastico a rischio per le scuole primarie, mancano in Veneto le maestre, sindacati e regione lanciano l'allarme ed oggi protesta a Roma. 2 anziane di 87 e 82 anni mettono in fuga altrettanti malviventi che stavano cercando di truffarle. È successo a Saonara, le 2 nonne avevano partecipato ai corsi contro i raggiri. Domani la luna diventerà rossa per poi sparire completamente dal cielo, gli esperti assicurano sarà l'eclissi più lunga del secolo. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito nei titoli, la durissima polemica tra Lega e associazioni industriali. È scontro davvero duro dopo le affermazioni di Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana, presidenti di Assindustria Veneto Centro, che l'altro giorno di fronte ad una nutrita platea di imprenditori trevigiani e padovani avevano scelto la via dello scontro frontale di stampo politico. La Lega ci conosce, sa chi siamo, ma baratta un barcone di immigrati in meno con un decreto che è offensivo fin dal titolo. Aveva arringato il presidente di Assindustria Centro Finco parlando di silenzio connivente della Lega al decreto dignità voluto dal Movimento 5 Stelle, decreto che secondo gli industriali darebbe un duro colpo all'economia e alle aziende del nostro territorio, bloccando la ripresa. Non si è fatta naturalmente attendere la reazione della Lega per bocca del segretario nazionale Gianantonio D'Arè. Colleghiamoci quindi dunque subito con Treviso, in diretta Lucio Zanato con appunto Gianantonio D'Arè. A te Lucio, la linea. Sì, buongiorno ai telespettatori della prima edizione del notiziario di Antena 3, sono con Gianantonio D'Arè, segretario nazionale della Liga, vero? Sì, la Liga c'è, esiste. Esisterà anche in futuro? Esisterà in futuro, stiamo governando assieme alla Lega di Matteo Salvini Premier e quindi siamo al governo e contiamo di restarci. Appunto, perché siete al governo, però suscitate le polemiche degli industriali veneti che dicono nel decreto dignità con i 5 Stelle ci state vendendo per 4 barconi. Ma innanzitutto non sono 4 barconi, ma saranno 4.000 i barconi. La pace sociale è importantissima sul nostro territorio, era un punto fermo della nostra politica, della nostra campagna elettorale e quindi noi andiamo avanti fermando questa immigrazione, ma dando anche delle risposte concrete agli industriali, tant'è vero che noi abbiamo spostato il decreto dignità la prossima settimana, sarà nelle commissioni e contiamo di cambiarlo in maniera radicale. Senta, però i cittadini cosa dire? Sono 8.000 posti di lavoro in meno all'anno. Sì, questo è vero, però stiamo facendo anche, abbiamo reintrodotto i voucher, pensiamo ai voucher in questo momento della vendemmia, fra poco, pensiamo a tutti gli operatori turistici che stanno lavorando sulle nostre spiagge e quindi i voucher sono una compensazione, non sono certamente un posto di lavoro, però questo serve per l'industria, serve per l'economia, serve per quelli che lavorano sui settori e hanno bisogno di un lavoro magari a tempo molto molto stretto. Ecco, però allora con le commissioni è pensabile che cambi qualcosa sul decreto dignità e su questi allungamenti di contratti a termine? Ma sicuramente sì, cambierà molto sulle commissioni, ripeto, la prossima settimana si andrà in commissione e lo abbiamo spostato proprio per questo, per dare una compensazione logica e giusta tra quella che è la parte dell'imprenditoria e quella che è la parte lavorativa. Bene, e con questa dichiarazione è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato e a Gianantonio D'Arè. Noi proseguiamo con la cronaca perché sono ore di apprensione, queste per il bimbo rimasto ferito nello schianto in tangenziale
a Mestre, all'altezza dello svincolo per il mare nel tardo pomeriggio di ieri. Coinvolte nel grave incidente 3 auto ed un camion. Uno schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra 3 auto ed un camion. Il grave incidente lungo la A57, poco prima dello svincolo per l'aeroporto in direzione Trieste. Ferito un bimbo olandese che è stato liberato dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco giunti con 2 mezzi, tra cui l'autogru. Il piccolo, che viaggiava in una delle auto assieme ai genitori, è stato trasportato con un'ambulanza del SUEM 118 all'ospedale cittadino. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia stradale. Sul posto è giunto anche il personale ausiliario dell'autostrada. Immediate le ripercussioni sulla viabilità. In pochi minuti si sono formate code ed il traffico è rimasto paralizzato fino a quando sono stati rimossi i mezzi coinvolti nell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. E sono stati sospesi i funerali del bimbo di 11 mesi morto per probabile sindrome da scuotimento. I genitori indagati per omicidio continuano a difendersi. Sentiamo. È morto venerdì all'ospedale Borgo Trento di Verona dopo un ricovero lungo quasi un anno nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno tentato di tutto per salvare il piccolo di 11 mesi, sulla cui morte ora aleggia un oscuro presagio. I genitori sono indagati e sarà un'inchiesta a chiarire le cause del decesso. Il sospetto è una sindrome da scuotimento, ovvero l'ipotesi che il piccolo possa essere stato agitato, scosso per l'appunto da uno dei genitori. Magari in un momento di disperazione, nel tentativo di farlo smettere di piangere. Questa manovra impulsiva però in una creatura appena nata e così delicata ha avuto conseguenze devastanti, provocando lesioni cerebrali al bimbo. Accuse immediatamente respinte dai genitori, una coppia di quarantenni veronesi che hanno anche un'altra figlia, precipitati nel dolore dopo mesi di incubo, cui si sono aggiunti i sospetti nei loro confronti, sempre negati, così come l'ipotesi di un coinvolgimento nella vicenda anche della figlia. A far scattare la segnalazione da parte dei medici alla procura era stato un ematoma riscontrato sul corpo del neonato al momento del ricovero. Ora sarà l'autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni a chiarire quanto accaduto. E rapina nella tarda serata di ieri a Grumolo delle Abbadesse, nel Vicentino. Un ragazzo di 17 anni di Bassano del Grappa aveva appena prelevato ad uno sportello bancomat 150 euro quando è stato avvicinato da 3 individui, 3 sconosciuti, che lo hanno derubato appunto dei soldi appena prelevati, minacciandolo con un taser, una pistola elettrica. I 3 malviventi sono fuggiti subito dopo a bordo di una vettura. Immediatamente il giovane ha telefonato al 112, sul posto sono giunti i carabinieri che ora stanno indagando per cercare di risalire agli autori della rapina. E restiamo nel Vicentino. Abusò della nipotina di 4 anni, niente carcere se farà volontariato. Sentiamo. Ha molestato sessualmente la sua nipotina, l'ha costretta a ferire il fratello più grande con un coltello per punirlo di una marachella. Sono state le piccole vittime, parlandone a scuola, a far scoprire che cosa accadeva in casa quando la mamma dei bimbi, che all'epoca avevano 4 e 10 anni, li affidava al fratello minore. L'imputato vicentino era accusato dal pubblico ministero Maria Elena Pinna di violenza sessuale aggravata, di abuso di mezzi di correzione e di lesioni personali. Il giudice, per acconsentire allo zio di beneficiare della sospensione condizionale della pena, gli ha imposto di compiere attività di volontariato a favore degli anziani nelle case di riposo, almeno 150 ore più 4.000 euro di risarcimento. La sorella non si è costituita parte civile. La cronaca giudiziaria ora con la sentenza arrivata ieri nel tardo pomeriggio per Stefano Perale, autore del terribile duplice delitto di Anastasia Sakurova e del suo fidanzato Biagio Buonomo. È accaduto lo scorso inverno a Chirignago. Mestre, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Ergastolo per Stefano Perale. Il giudice ha disposto il massimo della pena possibile al netto dello sconto determinato dalla scelta del rito abbreviato che in questo caso cancella l'obbligo di isolamento diurno per il docente cinquantenne che nel giugno dello scorso anno ha brutalmente ucciso nel suo appartamento di via Abruzzo a Chirignago Anastasia Shakurova di 30 anni, incinta, e il fidanzato Biagio Buonuomo Junior, 31enne. I due erano stati invitati a cena, narcotizzati e uccisi. Composta la reazione dell'imputato in aula.
ha ascoltato, come ha sempre ascoltato, tutte le arringhe dei difensori, in testa bassa, con uno sguardo visivamente emozionato. Ovviamente è una pena molto pesante, quindi si può immaginare cosa significa ascoltarla nei propri confronti. In mattinata il pubblico ministero Giorgio Gava aveva replicato all'arringa dei difensori di Perale, gli avvocati Lazzaro e Bortoluzzi, che avevano chiesto l'assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere. Che fosse un possibile epilogo altamente probabile, l'abbiamo sempre saputo, in quanto il compegno probatorio era particolarmente pesante. Avevamo evidenziato una lettura degli atti che a nostro modo di vedere risultava essere giusta rispetto al processo giusto che chiedevamo che fosse applicato. Il giudice ha ritenuto diversamente, ovviamente rispettiamo la sentenza, attenderemo di leggerne le motivazioni e dopodiché svilupperemo criticamente le nostre osservazioni in appello. Il giudice ha dato ragione all'accusa, cogliendo la tesi secondo cui Perale, reo confesso, avrebbe architettato in anticipo il duplice omicidio, mosso dalla gelosia nei confronti del rapporto che Anastasia aveva instaurato con il compagno Biagio. Condannato in primo grado per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, le accuse nei confronti di Perale sono di vilipendio di cadavere, violenza sessuale aggravata nei confronti di Anastasia Shakurova e procurato aborto. Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 400.000 euro per i genitori della ragazza, oltre che per il padre di Biagio, riservandosi in un secondo momento l'individuazione dell'ammontare del risarcimento danni. Il padre e la sorella di Buonuomo, infatti, a suo tempo chiesero 5 milioni di euro ciascuno, mentre i genitori e l'ex marito di Anastasia Shakurova, soffocata con un cuscino, ne chiesero 4 milioni totali. Consiglio comunale ieri sera a Treviso, ve ne abbiamo riferito nel corso del telegiornale con un collegamento in diretta, consiglio che poi naturalmente è continuato fino alla tarda serata. Scontro tra maggioranza e opposizione, in particolare sulla questione della pedonalizzazione del centro della città. Sentiamo. Scintille tra maggioranza ed opposizione nella seconda seduta del nuovo Consiglio Comunale di Treviso. Tra le diverse questioni ad accendere il dibattito, soprattutto quella delle zone a traffico limitato con i varchi che la nuova amministrazione ha intenzione di riaprire. Scelta contestata dall'opposizione come anche da un gruppo di cittadini che ha organizzato online una raccolta firme. C'è una petizione di più di 1000 cittadini che chiedono che appunto i varchi rimangano chiusi, casomai vengano aperti ad orario, ma vorrebbero una città pedonalizzata come aveva proposto la nostra amministrazione del centro-sinistra. Ribatte la maggioranza, decisa ad attuare l'annunciata svolta con l'apertura della ZTL di San Francesco già da settembre, forse anche dalla fine di agosto. Il procedimento di riapertura del varco della ZTL di San Francesco è già partito, però proprio per quello che dicevo noi non riteniamo che sia possibile applicare questo tipo di provvedimento a casaccio. Quindi per noi è necessario arrivare a quel provvedimento in tempi brevissimi, parliamo di qualche settimana, ma vogliamo prima prepararlo rimodulando la sosta tra Ponte San Francesco e Piazza San Vito, aumentando i parcheggi di carico-scarico in modo tale da poter rendere la via, la piazza vivibile, mantenendo la chiusura serale e di fine settimana. Parliamo ora di vacanze e di traffico perché è stato presentato il calendario messo a punto da Viabilità Italia nell'ambito del piano dei servizi per l'esodo estivo del 2018, presentato oggi al Viminale. Bene, traffico da bollino nero su strade ed autostrade italiane nelle mattinate del 4 e dell'11 agosto, quando è previsto l'esodo estivo, il clou dell'esodo estivo. Il prossimo fine settimana sarà invece da bollino rosso come gli altri weekend di agosto e a Ferragosto. Traffico da rientro in città invece previsto nelle ultime 2 domeniche d'agosto e nel primo fine settimana di settembre.
Parliamo ora di scuola, perché l'inizio del prossimo anno scolastico potrebbe essere a rischio, soprattutto nelle scuole primarie del Veneto, perché mancano le maestre. A lanciare l'allarme i sindacati, ma ora anche la Regione del Veneto, ed oggi è prevista una manifestazione degli insegnanti a Roma. Sentiamo. Noi abbiamo meno maestre di quelle che sono in graduatoria, diciamo, e anche laureate, meno maestre di quelle che sarebbe esigenza avere. Nubi nere si addensano sul cielo delle scuole venete, perché l'inizio del prossimo anno scolastico potrebbe essere davvero problematico, soprattutto per la scuola primaria. Già, perché se fino ad ora a lanciare l'allarme sono stati i sindacati, ora a chiedere un intervento urgente del Ministero è la Regione del Veneto. Mancano le maestre, se non si troverà una soluzione all'emergenza, il regolare inizio dell'anno scolastico è a fortissimo rischio. È lo stesso governatore Zaia ad affermarlo, rivolgendosi al ministro dell'istruzione Bussetti. A settembre in Veneto, infatti, tra pensionamenti e trasferimenti se ne andranno 888 insegnanti delle scuole primarie, mentre altre 850 maestre saranno escluse dalle graduatorie perché non in possesso della laurea, unico titolo abilitante. Queste maestre vedranno concluso il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato e ritorneranno a fare le supplenti con un contratto a tempo determinato, a meno che adesso appunto non si riesca a sbrogliare la matassa che si è creata, e in questi giorni c'è in discussione il decreto dignità, che dovrebbe contenere anche qua un provvedimento di legge che va a sanare questa situazione. Più telecamere per prevenire i furti nelle abitazioni e combattere il degrado. Il progetto è di 3 comuni della provincia di Padova che mettono insieme idee e finanziamenti. Sentiamo. Nuovo progetto per la sicurezza nei comuni dell'Unione, Prati Arcati, ovvero Albignasego, Maserà e Casalserugo. Queste realtà, già unite nelle attività della polizia locale, svilupperanno ora una sinergia per migliorare la sicurezza dei cittadini. L'obiettivo è combattere i fenomeni più odiosi per la popolazione, come i furti nelle abitazioni, e per questo è stato progettato un nuovo impianto di videosorveglianza da realizzare in tutti e 3 i comuni. In pratica, basandosi anche sulle segnalazioni che arrivano alla polizia locale, le immagini verranno messe in rete tra le forze dell'ordine e spedite anche alla questura di Padova. Le telecamere verranno installate soprattutto nei parchi pubblici e nelle aree più a rischio degrado dei 3 comuni. Inevitabile anche l'appello ai cittadini perché segnalino alle forze dell'ordine ogni movimento sospetto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di truffe agli anziani e allarme tra Saonara e Piove di Sacco. 3 i tentativi in poche ore, ai danni soprattutto di donne sole, signore che però a quanto pare sanno anche come difendersi. Sentite cosa è successo. Nonne in gamba non si fanno imbrogliare. 3 in poche ore le truffe sventate da altrettante signore di 87 e 82 anni tra Piove di Sacco e Saonara. In un caso la vittima tempo fa aveva partecipato a uno specifico incontro informativo contro i raggiri agli anziani. Quando ha capito che l'insistenza di 2 individui a entrare in casa sua era sospetta, non gli ha permesso di farlo. Negli altri 2 casi segnalati all'Arma, per fortuna in casa con le anziane c'erano familiari più giovani che hanno cacciato i truffatori. Nei giorni scorsi, in un caso simile, i malviventi non avevano esitato a spruzzare uno spray per confondere le vittime. I carabinieri di Legnaro e Piove di Sacco avrebbero anche un sommario identikit dei 2 malviventi che si spacciano per vigili urbani che dicono di dover fare dei controlli sulla qualità dell'acqua. Torniamo con la politica, perché c'è una provocazione da parte del segretario veneto del Partito Democratico, nonché sindaco di Noventa Padovana, Bisato. Sentite che cosa ha chiesto al ministro degli interni Salvini. Entro 10 giorni il ministro chiuda l'Hotel Paradiso e ripartiamo dall'accoglienza diffusa. Questa è la provocazione che lancia il sindaco di Noventa e segretario regionale del PD Bisato. Ha chiesto infatti al ministro dell'interno Matteo Salvini di chiudere l'Hotel Paradiso, dove dal 2015 sono ospitati almeno 80 richiedenti asilo.
Quella dell'esponente Dem è una provocazione lanciata alla Lega. È un'apertura all'accoglienza diffusa, perché in questo caso, in questo momento, proprio perché ci sono stati dei territori che hanno alzato la bandiera del no perché faceva comodo ed era una resa nel breve elettorale nei confronti dei cittadini, hanno fatto portare il peso a qualcun altro che lo porta anche per loro. Quindi io dico, ripartiamo da zero, tiriamo una bella riga nera in un foglio bianco e ognuno faccia la propria parte. Noi l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farla. In questi anni, continua il sindaco, abbiamo accolto più di altri. La quota di 3 richiedenti ogni 1000 abitanti è superata perché non tutti i territori hanno aderito all'accoglienza diffusa. Questi problemi epocali, le migrazioni sono dei fenomeni epocali, nel breve possono essere gestiti nei confronti dell'opinione pubblica con un bello slogan, finita la pacchia. Ma la pacchia in realtà o è finita per tutti, a questo punto, ripeto, chiudiamo per tutti quanti, nel caso mio anche l'Hotel Paradiso, oppure la si affronta con concretezza e serietà e soprattutto responsabilità. Tutti uguali, tutti figli dello stesso Dio e non figli di un Dio minore. A Venezia ora con la foto diventata virale sui social delle turiste sdraiate su un'amaca tra i Giardini Reali ed il pontile della CTV a San Marco, indagini in corso da parte della polizia locale. Ci aggiorna al telefono da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia, dove nonostante la campagna messa in campo dal Comune Enjoy Respect, l'aumento dei controlli e spesso le multe, in realtà stanno continuando gli episodi di degrado e mancanza di rispetto verso la città e chi la abita. Alcuni turisti questa volta hanno addirittura deciso di appendere un'amaca da giardino nella zona di San Marco, tra i Giardini Reali e il pontile a CTV. Poi però successivamente ne è stata avvistata anche una a Castello. Tutto questo per potersi riposare in tutta tranquillità. C'è in realtà il dubbio che si possa trattare di fotomontaggi, dei fake costruiti ad arte e divenuti virali poi sui social. Per questo i vigili hanno annunciato accertamenti. L'autore di questa prima immagine a San Marco è un pittore della zona che spiega: è tutto vero, sono turisti ventenni e sono italiani. A questa sua immagine se ne è poi aggiunta un'altra che è stata scattata in una calle più nascosta, una laterale di Rugagiuffa a Castello, come dicevamo. Anche qui c'è una persona distesa sopra un'amaca e sempre di colore verde. Questa però è appesa tra le abitazioni e taglia a metà la calle. Forse si tratta della nuova moda dell'estate turistica in laguna che sta diventando virale. Da Venezia è tutto, restituisco la linea. Quella di domani sarà una serata davvero speciale, sarà possibile assistere alle varie fasi dell'eclissi totale della Luna. Dopo il tramonto del Sole, già dalle prime ore di buio, potremo osservare anche alcuni importanti pianeti del nostro sistema solare. Come spiegano gli astronomi del Planetario di Venezia, l'eclisse si verifica quando la Luna viene a trovarsi nel cono d'ombra proiettato nello spazio della Terra illuminata dal Sole. Quella di domani alle 21:29 la Luna risulterà del tutto oscurata, dicono gli esperti, sarà la più lunga del secolo. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo naturalmente subito dopo il telegiornale torna ore 13, lo spazio dedicato come ogni giovedì alla CGIL, ospiti in studio Paolino Barbiero, segretario dello SPI Pensionati, Giacomo Vedrame, segretario generale della CGIL di Treviso e Pierluigi Caco, amministratore delegato dei servizi Treviso SRL. E poi questa sera, dopo i telegiornali, torna come sempre 20:10, ospiti in studio di Ferdinando Avarino saranno Nicola Finco della Lega e Stefano Pelloni del Partito Democratico. Titolo della trasmissione: Vade retro Salvini. È dunque tutto, vi lascio alle previsioni meteo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di giovedì 26 luglio.
Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese in locale sconfinamento alle pianure occidentali. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Uno sguardo infine alle temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.